Sta, ma che sei la stessa casa? Ma mi tratta sempre un bello giardino. Ma accorto questo coso e mi l'acqua in terra. E sta pesare che ma? Ma io le orecchie di una maglielana. Se la maglielana, solo pezzi ci manco io. I vecchi non si hanno detto dai un attimo e sai che calore. A proposito, hai visto quando è visto? Si sono sposati, stanno in viaggio di nozze. Ah, piada allora. E noi quando ci sposammo non siamo amici. Quando i giovani non si fanno in terra. Ma tu hai come si a parlare ci sposavamo pure noi. Vasca, te l'ha detto 1000 volte, non sei il mio tipo, tu sei troppo giovane. Per me ci vuole un uomo dolce, sensibile, non come un signorino Edoardo. Ma Don Limoncini, ma a me ti piace chi? Mamma, ciò mi tocca. E che tiene a riscere, uè, lei non mi tiene gentilezza in maniera. Sappiate che la gioia signorina Elvira, na santa, sappiate, na santa. A Maria Coretta. Vabbè. Io dico che si sono scegliuti buoni tutti e due. Chi se mi pare un prego. E se innamora. Elvira si apernesse. Ah, signorina Elvira, sta sempre tutta acculata, sempre diciamo pare un amore. E poi si sa, anche l'occhio vuole la sua E si parte. capisce perché a voi uomini vi piacciono le signorine, ci vede Ma sfrontate. cazze, tu non sai come si dice. Come si dice? Ah, mutato, poi Non ci metti tutto l'acqua in terra, hai visto che vi fate? È musicante. A te non sai di una ma fatica. scusa. Date! Siamo là, Chiana, a te forse no, tu mi scassi là, capitano, appoggia con delicatezza. Giù a fanare con sti butti che portano fuori la giardina e stessa là, va. Poi a te va poco la stipulazione, se no vorranno affogare. ma perché che stanno a mangiare vivo? Ma tu perché vedo lo spirito? Ma qua ci capiti e metterlo con go. Non sai, avete preso un altro cuore stamattina? No, quella la sto facendo agli sposi che tornano. Ah, Sì, grazie, ci vediamo. Grazie. Poi. Don Sale, Che sta? Ma io verga oggi torno. Sicuro. E che si mangiano tutta sta roba? E che dicendo, qui sono giovane, sprecate energie in guardare come rifaccio un letto ci hanno pensato. Ah, ci capito. Ma lo vado con una curiosità. Voi che ci fate con questa macchina fotografica? Ah, questo no, quello è un hobby che tengo. Stamattina sono da Reggio di Caserta, mentre stavo uscendo, mi sono affacciato parapetto e ho visto un bello show. Ma no, è la vita fotografa? Certamente, era troppo bella. Ho capito. Un uomo completo, siete anche un dilettante di fotografia. No, appassionato dilettante. Dico che a mia moglie la ci fotografate in tutte le pose. In tutte le pose? Non so, la pellicola quando l'hai sviluppata? Tu si non devi conto, trovo uno buco blocchi io sviluppo, capito? No? Ah, quando avevo un po' di tempo entro nella camera scura e sviluppa. E posso venire pure con buchi? Ah, Rita camera scura. no, che le ha strette tutte e due, non ci trasi, capito? È a stretta? E appunto! appunto che? Tutte e due, a stretta, in una cameretta scura, una collana, la Ma posizione. quella che me ne vai, via! Andiamo da fare, esce po'. Mamma mia, Gonzalo, ma come state nel busto stamattina? Comunque è che vi sbattete tanto, voi non siete proprio ignoti. Ma sapete che faccio? Me ne vado un po' con la guardiola. Da buffa fanno fatto, da buffa Quello è il mio destino. Ma tu sei fatto succedere Sardegna? Sì, osaggio. Peccato. Comunque torniamo a noi. Ma Mario, compare, cosa hanno preso? No, e quelle prese stanno ancora dentro. Ah, stanno ancora meglio che le hanno prese. O sai che faccio? Vado un attimo a fare una raccomandata alla posta e torno. Vabbè, fa presente il suo fruto, sì. C'è più tanto Carolina. Carolina! No, è voluto non sapere a buttare un pensierino e sputa. Signor, ma oggi torna la signorina Elvira. Ah, signorina! Ma come che le torno viaggio e non si toglie ancora la signorina? Perché voi dammi ancora se già fa l'abitudine. Scappa sempre vicino alla signorina. Diretto fa scappare. Signora Elvira, mia figlia finalmente è signora. Ah, beata es. Finalmente ha conosciuto la vera ragione.
Ma che resti parlando? Ma tu che sei ispirato a fare? Ma perché non c'è testa? Va presto, vai in stanza per preparare la camera scusa, va. Figlio, Eh. già la prepara. E li ha preparato a Natale. E allora che la coperta siamo a pollo. E ci ha messo la celeste. Allora sarà l'idea che non fa freddo. Ma perché? Già aspetta un bambino. Credi, ma un bambino! Che le donne non viaggiano non aspetta un bambino! Non signore, è proprio un auguri! Io perché vado a stare fermi? Perché mi faccio tutto a guardare la sua pollo? Ecco, va, che dopo avrà si vogliono fare un riposino! Si vanno a cuccare! Si vanno a cuccò! A Roma! E mi sta chiamando la vignata? Ma no, mi hai dato a Mignat! Che ne posso fare con quello che va in mano? E facciamo! Ah, dopo quella se la prende con me. Non preoccupamo, Becky, va! Aspetta, fa una cosa, spruzzi un po' che il profumo, che non va. Aspetta, Fernando, metti che ti fiore un po' comodino, metti un po' comodino, va tutta la città. No, vieni acá, e il fiore non piace, non parte malauri, no. Aspetta, Sto aspettando. ce l'hai con te, ce l'hai con Don Ignazio che sta scambiando a nero, là, dai, va. Aspetta! E può aspettare! Ho parlato di te, ma disputare che aveva rischi! Ma è mai possibile che in questa casa ci ha tutte cose? Va poi, va, quando me ne ha mente tutti, va. Massimo. Va. Manzo! Ma tu compagnia tu cosa andiamo a fare? E io mi faccio io sacrestano alla chiesa Carmelo con una campana tanto a preso. Dingo! A me il quattro non mi sente. Ma che lo caffo! Che si deve mangiare come tra produci con potro? Capri, che fa? Ma in tazza di caffè lui. Ecco lui, sa da fare la dentro di moto. Ma come dico io? Voi fate il caffè, vi imbriagate, apposta ci mettono lo zucchero, ci mettete lo sale e non facete nada voi. Quando mattina come mi piglio il caffè mi pare come se mi fosse scitato ancora. Ma secondo te, con questa agitazione ci mettiamo a fare da moto caffè? Ma ti rendi conto che sta tornando tua figlia dal viaggio di nozze? Ma non ti siete emozionati? Ma non ti siete diti? La languidezza in stomaco perché non c'ho ancora il caffè. Ma già macaroni, non te lo faccio fare. Vabbè, cugino Daretti, sai che vogliamo fare? Io mi scendo, me lo prendo per la strada in qualche bar. Che rite, non ci capite, che fai? Ho detto, mo scendo, me lo... Scino! Ma che sto? Ma ci sa qualcuno? Allora siamo usciti avanti. Allora in questa casa non si ragiona. Ma come? Perché quando tornano ma non ha detto scina. No, ma io dicevo un minuto Non ci soltanto. facciamo proprio, sentite là voi. Vogliamo mia Carolina e te lo faccio fare. Ma mi pigliate i compagni? Dai, fresca, io voglio suonarlo. Caroli! Oh signor, scusate, pensavo che non Ignazio. Dai, ma non ho capito. Allora, Don Ignazio che fa? Il cretino della casa. Ma chi l'ha detto io? Quello l'ha detto la signora. La signora ha detto che io sono il cretino della casa. Ah, signora, Giulietta, che mo non doveva venire. Va presto, va a partire da un po' caffè, vuoi? Ah, scema. Ma avete un rispetto per la camarata. È una cosa da esageriamo. Si tratta di un momento particolare. Tu sai in questa casa come ti rispetto e ti faccio rispettare. Ma guarda, quella è stata... State zitta e fammi parte. E che ne sono questi, ci manda? Che dopo che ti serviamo come il prete all'altare, avessimo pure restato presto in un momento come questo. Quando tu parli, ci mettiamo tutti sugli attenti e ti sentiamo. Sì, va bene. State zitta e fammi parlare. E mo ti dico un'altra volta. Io voglio essere la tua serva, la tua schiava. Ma ogni tanto qualche sfogo me la fa pure a me. E se no schiatta pure. Ah, sono che schiatto fuori questa mano. Una volta. E si sono loro. Signor, vado ad aprire. Sì, sì. Hai visto? Parla con te, non mi ricordo più quello che aveva fatto. Signor, forse sta da un Carlino. Oh, e che se non ci voleva proprio. Uè, forse sta da un Carlino. Che faccio? Faccio vicinaggio, sentiva buono. No, che ne posso una donna, fare brutta. Uè, che faccio?
faccio da sì. Congè, ma che ne sacci? Mamma mia, tu sei il padrone di casa e tu ti devi assumere certe responsabilità. Ah, tu non puoi scudere se ne allora che dici? E va bene, una volta che devo parlare, a me non mi pare opportuno che trasi. E che facciamo? Quella donna nel dire dal viaggio di nozze e trovo l'ex spasimandri in da casa. Allora no. No, è imbarazzante. Hai ragione, lo sai, che ci avevo pensato. Caroli, fallo trassi. Ecco! Spia. Oh, guarda, scusa, non faccio lì. Aspetta un momento. Prego, Cari, prego. Don Ignazio, signora rispettabile, Cara Don Carlino. Ma Max, voi scordate male. io prima lo portavo per lei, poi volto per compagnia e per ricordo, tutti i venerdì. E beh, chi se ne pare come si prende sto fambusato? Permettete, ma posso aspettare? Igna, se può aspettare? Prego, accomodate! No, sapete che cosa? Noi stavamo andando a mangiare. Quando mi dispiace, già io non voglio essere di fastidio. Ah, bravo, allora ci dovete scusare. No, scusate di che, signore? Andate, io vedo mamma sette qua, davanti ai fiori, e mi raccolgo. Se dici qualche rosario. Voi avete mangiato già? Io? Perché io mangio poco. Ma perché state facendo la cura di Magrante? Ma chi sta mangiando di più? Chi sta bevendo di più? Chi sta dormendo di più? Da quando Elvira si è sposata, l'unico conforto che mi rimane è questa visitina che faccio a voi tutti i venerdì. Spero che me lo consentirete sempre. Per l'amor di Dio! Voi siete amiche di famiglia da tanto tempo. Ci fa piacere se venite. Però non mi volessimo vedere con quella faccia. Capisco, signora, capisco. Ma purtroppo di Carlo Pisarelli non resta altro che questo. Una parvenza di uomo che vive di ombre e di ricordi. Io, Carli, no, ma state esagerando però. Mia figlia non vi ha voluto, questo è vero. Ma non è mica la fine del mondo. Ma voi perché non vi ha voluto? Per questo carattere pesante che tenete. Mia figlia è come me, ci piace già da lei. Guardate, vi assicuro, è mia figlia e tieni con stesso carattere. Consideratevi fortunato. Come? No! Volevo dire, consideratevi fortunato. Io vi stavo dicendo, consideratevi fortunato. Voi siete un bel uomo. Perché sono bella. Bello, ma non esageriamo, Carli, insomma, simpatico. Perché sono simpatica. Non Carli, ma come già dici, facile di schifo. Siete un uomo serio con una certa posizione, sapete quante donne che trovate. Solo effettivamente avessi valutato questo vizio essere un poco afflittivo. Perché sono afflittivo. Non Carli, siete afflittivo. Voi l'avete mai letto un uomo che ride di Victor Hugo? Sì. Beh, credetemi, se quando conosceva voi scriveva l'uomo che piange. E che volete fare? Mi sto appiccicato con lo stinato che sono nato. Cercateci di fare un poco pace. Avete ragione, don Carli. Ci sarebbe una sola soluzione. Un colpo qua e buonanotte. Buonanotte, ve ne andate, arrivederci. Come signore diceva buonanotte con il sole in cielo. Scusate, avete ragione, stiamo distratti. Ho sentito buonanotte, casino. Ma io dicevo un altro modo di andare via. Andare via per sempre. Ah, partite? Sì. Andate all'estero? Faccio un viaggio lunghissimo. Bravo, facete un buono, ricavate bene. Però mandateci sempre qualche cartolina. Ecco, come no, una veduta di San Pietro dall'alto di Radone. Ma che fatto spiritoso? Io dico fateci avere sempre le vostre notizie. In sogno, signora mia, in sogno. In sogno? Ma chiaro io. Ah, volate! Prendete l'aereo? Ma chi sarò? Ma quello intendeva partire per sempre! Per il paradiso! E lo facci perdere pure di babbo sempre! Io potrei fare una cosa sempre! La signora non mi piglia sul serio, la signora. Ma che ne sapete, non arrivo di certi stati d'animo, mi dovete credere. Si diventa bambini, si diventa. Io non mi vergogno a dirlo, ma io ho scritto pure delle poesie. Ah, non mi credete? E me la voglio far sentire. No, ma per carità!
ma quelle sono cose intime. Non vi preoccupate, io davanti a voi mi spoglio senza pudore. È facile mi fa sto spogliamo. È breve. E va voi, se è breve, recita a G, va, chiama bene. È breve, sì. Ma fammi un fritto in cuore. State massimo. Foglie di settembre che fate shushu. Al sospiro del vento che fa questo spiro del vento, signora, là. Capucciato sta non mi credo che lo stava venendo una cosa. Ma per quanto ti voglio bene, ma non interrompere. Angarli, andate avanti. Niente, è un'esclamazione. Ma lo fate a tradimento. Quando poi uno si commuove, avete capito? Dite. Come stringe il cuore di chi non vive più questo vostro rumore. Shushu. Ma forse il virus ci piaceva di Shushu. Ma state zitti! Voi siete come me, foglie ingiallite. Anzi, peggio di me, foglie appassite. Voi lentamente al sole vi seccate ed io sono da un incendio incenerito. Guarda, troppo bene, ci sta pure l'incendio. E poi vengono pure i pompieri. Ma quali pompieri? Era la voce del vento. Vabbè, ieri ti sa sirena, no? Hai la voce del vento. Ci dà la verità. Fammi un fritto in cuore, là. Per forza, con tutto sto vento che c'ha qui. E scende giù la pioggia. E che giornata di merda! E solo, ahimè, fuori alla loggia a guardare la luna me ne sto e sento il triste canto di un uccello. Nasce ci vuoi, che sei? Il canto triste di un uccello che dice a me: Araba almeno ombrello! ombre, E si capisce, piove, mi state parlando oggi, ma ci durate un paracco, senti, no? fatemi continuare. Che dice a me: che importa se ti bagni? Se resti fuori qui e pensi a lei, ti sembra che sono gli angeli che fanno la pipì? Magari. No, niente, quello è un verso ermetico. Avete fornuto? No, Oh, ma voi scrivete a chilometro, balduino. La salvezza! Questi sono loro. E che c'è, quasi incontro, no? E che posso fare? badate che se viene qualcuno io non te chiamo più, Io mi sono aperto con voi. Ma arrivato non mi vergogno di far vedere che mi abbandona certe debolezze. No, Don Carli, voi non dovete reclamare più! Avete ragione! Anzi, vi è venuto l'idea, fate una cosa, venite quando sta solo la signora, e ce la dite tutto quanto a me! Non si venire allora! A chi? Cateri per favore. Signor, è Don Saverio. Allora Ignazio, buongiorno, auguri. Madonna, come sta? Sempre questa macchina fotografica in mano! Come ti fa? Che è la passione che tengo. Stamattina ci ho fotografato un bello show. Chissà quali sono più fotografando. Come ma non voleva mettere in cerimonia? Non la voleva fare. Ma che cazzo? La montagna e roba mangiata. Ma che c'è? Quello è un regalo che ci dobbiamo con Mariella che tornano. Può essere sincero che la roba me l'ha dato un cliente del tribunale al quale io gli ho fatto un favore. Ah, io volevo Ma riscere. perché te ne sono tirato dato un cumpano a cattare una cosa? Non va, amore, io tengo un succetto per mano. Poi io sapete che anche voi quando stavate al tribunale ogni tanto facevo provvedere. Torniamo a noi, e voglio una rostante, ci sono tornato. Non ancora, stiamo aspettando, stanno arrivando. Ah, meglio così perché guardate i compagni Fazzoletto voglio sempre presente stamattina insieme a voi quando fanno l'entrata trionfale. Di Albino! Essi che torno con marito! Sì, Don Carli, noi perciò prima stavamo un po' imbarazzati,
Ma una volta che l'avete capito, forse è meglio. Non me ne vado. Bravo, avete proprio capito. Ma perché si resta faccio qualcosa di male? Mangia pure i coppi. Ma non avevo detto che non mangiavo più. Ma si fa per dire. Signor, posso restare anche? Io non faccio niente, signor. Sono pure io come tanti bravi amici. Anzi, mi metto pure un po' in allegri. Signor, non decide che no perché non me ne vado, ma anche se me ne caccio. Ecco, Baggiari, Scialigno, vieni